Bitossi davanti a Zandegù e Jacques Anquetil. Qui invece siamo nella tappa da Riva del Garda a Levico Terme, 239 km, con il difficilissimo, pesante, terribile Colle del Vetriolo nel finale, poco prima di Levico. E sul Vetriolo è nuovamente Jimenez che attacca. Gianni Motta in maglia rosa si difende benissimo. Jacques Anquetil invece è nuovamente in difficoltà per colpa del suo compagno di squadra che evidentemente su queste montagne ha via libera. Anquetil concede via libera a Jimenez perché pensa che possa addirittura vincere questo giro tra la sorpresa di tutti. Jimenez va all'assalto, Motta però è bravissimo e si difende coi denti e con le unghie. Ecco Gianni Motta in piedi sui pedali, vede davanti a sé nei retti fili la sagoma di Jimenez e non perde la calma. Ecco il battistrada verso le ultime rampe del Colle del Vetriolo, una salita difficilissima, passa Motta, un tuffo in discesa, ecco Jacques Anquetil in vetta, è staccato di 1 primo e 30 secondi. Poi Bitossi, Balmamion ed ecco Gimondi tutto solo al limite dei 2 minuti, pronto a tuffarsi pure lui in discesa sulle orme di Bitossi, Balmamion e Altig appena passati. Qui vediamo invece il gruppo di Vittorio Adorni ormai alla deriva, in difficoltà Vittorio assieme a Poggiali, assieme ad altri corridori. Sul traguardo avrà un distacco di 4 primi e 58 secondi, ma ecco la folle discesa verso Levico. Gianni Motta è bravissimo, apporta un paio di curve a velocità folle, agguanta Jimenez, lo batte da lontano allo sprint. La maglia rosa è prima sul traguardo di Levico e ipoteca il giro con una grande vittoria di tappa. Jimenez arriva staccato di pochissimi secondi. Ecco Bitossi a 1 primo e 17 secondi, un gruppetto con Gimondi e Altig a 1 e 37, c'è anche Jacques Anquetil e poi Vittorio Adorni a 4 e 58. Gianni Motta aumenta dunque il vantaggio in classifica generale.